Io, l'Italia dei Valori, siamo senza se e senza ma a fianco della Procura di Palermo. Noi abbiamo il massimo rispetto per il Capo dello Stato, ci crediamo nell'anima, noi siamo nati con l'ansia di sapere la verità e a questo noi non ci arrendiamo. Noi che crediamo nelle istituzioni siamo mortificati dal tradimento o dal sospetto di tradimento delle istituzioni, perché noi le istituzioni le amiamo e le rispettiamo. Chi non ha i nostri sentimenti ci può passare, noi no. Noi vogliamo sapere se e quando c'è l'udienza preliminare il governo si vuole costituire o no sin dall'udienza preliminare o vuol fare Ponzio Pilato. Ma questo governo si sente lesa o no dal fatto che la mafia ha trattato con le istituzioni e viceversa? Vuole l'accertamento della verità o no? Si vuole costituire parti civili o no? O aspetta la notifica? La trattativa è già stata certificata con sentenza penale passata in giudicato. E il fatto che questo Parlamento dovesse votare nel senso che non si sente parte lesa dopo che una trattativa è già stata accertata è un fatto che ne mina le ragioni stesse dell'esistenza di questo Parlamento. Noi chiediamo al Parlamento di impegnare il governo a costituirsi da subito, a far sentire le sue ragioni in relazione a ciò che è già documentalmente accertato. Nel momento in cui c'è una trattativa Stato-mafia, nel momento in cui persone dello Stato si fanno ammazzare ed altro vendono l'anima al diavolo, non si può non sentire parte lesa. Che lo dobbiamo, questa costituzione di parte civile, non fosse altro che alla memoria di una persona per bene, il dottor D'Ambrosio, consulente del Capo dello Stato, il quale il 18 giugno 2012, come ha riferito lo stesso Capo dello Stato nelle lettere che ha reso pubbliche tra lui e D'Ambrosio, il 18 giugno 2012 il dottor D'Ambrosio ha scritto: lei sa, signor Presidente, che non ho esitato a fare cenno di episodi 89-93, che ho il timore di essere allora stato considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi. Voglio chiedere una cosa: quali sono stati questi indicibili accordi di cui il dottor D'Ambrosio ha dovuto fare da scudo? Voi avete il dovere di andare a verificarlo costituendovi parte civile.